Veramente è i pediatri di famiglia. Questo sì, abbiamo scelto quello. Il reparto di pediatria dell'ospedale veneziano Santi Giovanni e Paolo ha ricevuto in donazione nuove apparecchiature all'avanguardia. Una bellissima iniziativa resa possibile grazie al fondo del sindaco Brugnaro che ha devoluto lo stipendio a questo tipo di iniziative, a Papa Renzo, una straordinaria onlus di Dr. Clown che anima il reparto di pediatria e ovviamente a questo straordinario reparto che cura e assiste i nostri piccoli cittadini. Quindi una bellissima alleanza e che consentirà a questo reparto di avere nuove attrezzature per garantire una serie di servizi migliori e più veloci ai nostri cittadini più piccoli. Le attrezzature sono state donate dall'associazione Papa Renzo APS grazie al fondo di solidarietà del sindaco Brugnaro. Abbiamo organizzato qui il primo corso Clown Dottore e abbiamo formato 10 clown dottori che vengono periodicamente in pediatria ad alleviare le sofferenze dei bambini ospedalizzati. Abbiamo donato una sonda wireless che permette appunto di fare delle ecografie, c'è un ecografo wireless che permette di fare le ecografie anche al di fuori dell'ambulatorio e quindi spostarsi in pronto soccorso piuttosto che proprio a letto. E un misuratore di bilirubina e poi abbiamo acquistato dei monoflussimetri per i 6 pediatri di Venezia. La consegna è avvenuta proprio insieme ai ragazzi del Clown Dottori Venezia. Per noi questa è estremamente una giornata importante perché grazie ad una competizione portata avanti, ma una competizione costruttiva, noi abbiamo acquisito delle risorse e delle attrezzature importantissime che danno la possibilità ai bambini che vengono in questo ospedale di poter essere curati al meglio, ma soprattutto creano un feedback molto importante tra ospedale e territorio.